Ci troviamo a Santa Caterina da Siena a Napoli, dal 1997 il quartier generale della Fondazione Pietà dei Turchini, luogo che negli anni ha accolto concerti, manifestazioni musicali, spettacoli, ma anche conferenze, convegni scientifici, seminari, incontri. Tutto questo ha generato nel 2003 la nascita della Turchini Edizioni, che ha prodotto 3 collane editoriali, una dedicata alla storia della musica a Napoli dal 500 al 900 e proprio sul volume ultimo pubblicato dalla Turchini Edizioni, quello dedicato al 600, abbiamo immaginato di proporvi 5 appuntamenti di cui vi parleranno i curatori del volume, Francesco Cotticelli e Paolo Giovanni Maione. Il progetto editoriale della storia della musica e dello spettacolo a Napoli si articola in più volumi. È già uscito il volume sul 700 qualche anno fa ed ora invece è pronto e è andato alle stampe il volume sul 600. Sono 2 volumi molto articolati e si avvalgono della prefazione di Aldo Masullo, forse l'ultimo scritto del grande filosofo, il quale dà una visione del 600 straordinaria, quasi è un prologo a tutto ciò che poi incontrerà il lettore in questa lunga avventura messa su da un numero cospicuo di studiosi. E su tutto ciò che contiene questo volume ci parleranno gli stessi contributori in questi 5 incontri che saranno diretti da Anthony Del Donna, da Aurelio Musi, da Raffaele Mellace, da Angela Romagnoli e da Pier Mario Vescovo. Godiamoci allora queste conversazioni tra amici e colleghi sui temi del libro, dalla politica alla società, al teatro, alla musica, a tutte le forme che hanno caratterizzato la straordinaria esperienza del Seicento napoletano, che è un'epoca inimitabile, e ci piace pensare che questo sia un tributo a una stagione che ancora oggi è motivo di approfondimento e di viva ispirazione. Do il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati con questa conversazione di presentazione dell'ultimo nato delle Turchini Edizioni. Io sono Raffaele Mellace, insegno storia della musica all'Università di Genova. Quest'ultimo nato è un lavoro di grandissimo peso e di grandissima importanza. È il primo volume di una storia della musica e dello spettacolo a Napoli, che riguarda in questo caso il 600. I nostri ascoltatori sapranno che l'opera dedicata al 700 è già nata in realtà da un decennio. Sono volumi di enorme importanza e di grande intensità, che necessitano un grande lavoro di ricerca. Dunque la gestazione di queste operazioni editoriali è evidentemente onerosa e richiede del tempo, ma sono dei lavori che gettano un fascio di luce su una circostanza che forse non sempre è chiara, cioè la centralità della musica in una civiltà. E in particolare, in questo caso, ci stiamo riferendo alla civiltà della Napoli seicentesca. Una civiltà in cui la musica rappresentava non soltanto un aspetto della vita sociale, come è naturalmente anche oggi e come è in tutte le società, ma rappresentava qualcosa di più. Io cito soltanto un documento, tanto per introdurre la chiacchierata, ed è una polizza del Banco San Giovanni e Vittoria, il 18 dicembre 1681, che registra un pagamento. Il pagamento per, cito, la musica che va innanti al Santissimo Sacramento, che esce da detta parrocchia, San Giuseppe Maggiore, per gli infermi. Allora, una musica che è così capillarmente presente in quella società, da essere non solo decorazione, da essere l'anima di una società intera, da essere, come dire, per usare una metafora moderna, la colonna sonora dell'esistenza dell'individuo, ma ancora di più di un'intera società.
Noi oggi ne parliamo di questo volume con 4 voci che potranno illustrarci una serie di temi, una serie di percorsi che innervano il volume. La prima di queste voci è quella di Paolo Giovanni Maione. Paolo Giovanni Maione che insegna storia della musica ed estetica musicale al Conservatorio di Napoli San Pietro Maiella ed è il co-direttore artistico e scientifico della Fondazione Pietà Turchini ed è soprattutto in questa veste insieme a Francesco Cotticelli il curatore di questa grande impresa, nonché autore naturalmente di parte di questi testi. Io chiedo a Paolo di intraprendere un percorso di questo tipo, cioè spiegarci qual è il valore e qual è l'importanza scientifica e innovativa della ricostruzione dei percorsi biografici e dei circuiti musicali della Napoli seicentesca che questo volume propone. Ringrazio Raffaele per queste parole, per questa introduzione e la prima cosa che mi preme di dire è il lungo lavoro che è dietro a questi 2 tomi. È un volume poderoso che ha richiesto circa 10 anni di lavorazione. Mettere insieme una equipe di studiosi di grande valore di fronte a un'impresa che si proponeva di fare il punto della situazione, ma che poi si è rivelata un'impresa che ha dovuto prendere di petto una situazione che apparentemente sembrava già dissodata e invece non lo era, e quindi ci siamo ritrovati di fronte a un lavoro di spoglio di materiali, un lavoro molto lungo che è stato intrapreso da diversi studiosi, alcuni già da molti decenni portavano avanti dei percorsi di ricerca molto sofisticati per cercare di lumeggiare un secolo su cui si è di solito parlato molto, ma che poi alla fin fine si è scoperto di sapere ben poco. Per cui il volume ha richiesto un lunghissimo periodo di lavoro e offre una panoramica inedita rispetto a tutto ciò che si sapeva sino ad ora, oppure in altre occasioni rivela percorsi desueti, ecco, sonda anche delle altre possibilità di lettura di alcuni fenomeni, in virtù di una documentazione che è affiorata attraverso un lavoro certosino che è avvenuto presso le istituzioni cittadine e internazionali, dove era possibile trovare una serie di dati che lasciavano sempre di più come dire, disegnare, lasciavano sempre più anche indagare certi aspetti altrimenti ignoti. Il lavoro di D'Alessandro, ad esempio, che inaugura questo volume dopo l'aspetto storico di cui ci parlerà dopo il professore Muto, è un lavoro praticamente che viene fuori da decenni di ricerche compiute da questo studioso, attraverso percorsi documentari molto eccentrici, alcuni più o meno già indicati da autori come Prota Giurleo, Salvatore Di Giacomo, altri decisamente invece completamente inediti. Ed è un lavoro sorprendente ed è un giusto viatico per intraprendere poi questo viaggio nel Seicento, anche perché è un poderoso saggio. Di solito viene guardato più come un volume nel volume, perché è un percorso assai articolato attraverso il quale viene offerta un paesaggio della Napoli seicentesca molto, molto complesso e dove le articolazioni biografiche
si intersecano fra di loro e vengono fuori una serie di strategie e circuiti che invadevano il mondo musicale seicentesco, e non solo quello, cioè è come se noi assistessimo a una serie di messe a punto di una macchina che in maniera laboriosa si stava fornendo, si stava rifinendo per poi esplodere appieno tra la fine del Seicento e poi lungo il corso del XVIII secolo. È qualcosa che è stato tra l'altro anche molto ben tratteggiato all'interno dell'introduzione di questo volume, che è un'introduzione a firma di Aldo Masullo. Che purtroppo... Paolo, scusa, questo saggio d'Alessandro è effettivamente monumentale. Quali trovi che siano i guadagni più consistenti, in quali zone, in quali regioni di questo arcipelago, no, veramente così frastagliato che d'Alessandro ha ricostruito e descritto? Ma a mio parere tutte le occorrenze che noi troviamo all'interno di questo lungo saggio sono tutte quante foriere di una serie di sollecitazioni e soprattutto ridisegnano anche quella che era una storiografia che aveva segnato, tutto sommato, un certo tipo di lettura di alcuni di questi fenomeni. Invece lui riesce, attraverso tutta questa documentazione inedita e anche non inedita, che tra l'altro molti di questi materiali sono confluiti poi in un CD-ROM che ha allegato a questo volume, dove si contano più di 1000 documenti tra editi e inediti, che offrono ovviamente al lettore la possibilità di rivedere proprio la situazione storico-musicale napoletana seicentesca. Molte idee che sino ad ora erano state cavalcate da una certa storiografia sono state smontate letteralmente dalle indagini fornite da questo volume, non solo dal capitolo scritto, stilato da Alessandro, ma sono molti i saggi che all'interno di questi due volumi, oltre a diciamo, a fare il punto sulla situazione, hanno aperto nuovi cantieri e talvolta hanno anche chiuso alcuni cantieri, ma soprattutto hanno offerto una rivisitazione a quella che era una lettura che probabilmente era sicuramente attendibile per certi versi, ma attendibile fino a quell'altezza di una documentazione, talvolta anche guardata con superficialità, con delle letture che non hanno approfondito certi aspetti. Ciò, ad esempio, non avviene all'interno del saggio di D'Alessandro, che è uno studioso assai attento a leggere anche tra le righe di questa documentazione. Quindi non è solo un'esibizione erudita, è proprio un percorso molto attento a rivelare tutti i meccanismi che sottostavano a questo grande fenomeno che era la musica a Napoli nel corso del Seicento. Tu stesso prima, citando quella polizza bancaria, che è queste polizze sono un'altra grandissima esperienza di ricerca che è stata portata avanti negli ultimi decenni, perché di solito era un tipo di ricerca che era stata battuta soprattutto dagli storici dell'arte, ma da parte diciamo, degli storici della musica è stata presa in considerazione come fonte da qualche decennio. Posso anche dire che sono orgoglioso di essere stato tra coloro che hanno intrapreso questo tipo di lavoro per scommessa, sia ben chiaro. Il mio lavoro iniziale sul Settecento, legato alla figura di Pergolesi, nasceva da una scommessa con il professore De Grada, nel senso che io gli dissi: voglio vedere qual è il patrimonio di informazioni che possono provenire da questa fonte e portare avanti un certo tipo di ricerca. E lui giustamente mi aveva anche ribattuto: e se non trovi nulla vuol dire che non vengo al convegno dove tu mi hai invitato.
Ma in effetti anche in quell'occasione fui molto fortunato e portai una documentazione molto cospicua che rivelava le potenzialità di questa fonte che, tra l'altro, potrebbe essere molto utile anche ai musici pratici, ovvero sia è una fonte che di solito dà conto di quelli che erano gli organici, ad esempio, delle orchestre e degli ensemble vocali e musicali di cui pullulava la città. E questo potrebbe essere un ottimo insegnamento per tutti coloro che si occupano di prassi esecutiva cosiddetta storicamente informata. Molto spesso non so da dove loro prendano queste informazioni. E questo è un problema, è un grossissimo problema. E ancora questa scollatura tra diciamo, la ricerca e l'esecuzione. C'è ancora una forte scollatura, benché molti gruppi vantino un loro impegno di ricerca. Ma molto spesso si fa di necessità virtù. Il segreto un po' di questo volume, se vogliamo già svelarlo un po' presto, forse nella chiacchierata, sia questo doppio registro, cioè da un lato leggere, interpretare a livello critico i documenti, ed ad esempio l'ampio saggio di D'Alessandro è magistrale in questo senso, e dall'altra parte però mettere a disposizione del lettore e per esempio anche dell'esecutore pratico questi documenti. Quindi per esempio appunto in questo importantissimo CD-ROM di allegato che hai citato, in modo che dal documento nascano intuizioni per nuove letture e proprio anche per la prassi all'interno dell'esecuzione. Io mi permetto allora di chiedere a José María Domínguez, che è una voce che viene dall'altra parte del Mediterraneo, dalla Spagna, ed è un esperto di rapporti tra Italia e Spagna nel Seicento, di musica, di produzione musicale, di mecenatismo nel Viceregno di Napoli, nonché di Alessandro e Domenico Scarlatti. Lo vorrei interpellare su un argomento musicale specifico, cioè uno dei tanti luoghi comuni e necessariamente uno dei grandi momenti della vita musicale del Seicento è l'opera. L'opera, come sappiamo, non viene originariamente da Napoli, è nata altrove, ma a Napoli ha avuto uno sviluppo decisivo a livello storico e proprio nel Seicento ha conosciuto perlomeno due momenti che spiccano, svettano nel percorso storico. Quello in cui è stata impiantata a Napoli attorno alla metà del secolo e la grande stagione dei tre viceré melomani, diciamo così, quindi gli anni '80 fino all'inizio del Settecento. Ecco, pregherei José María di illuminarci su questi snodi, il secondo dei quali naturalmente interessa una figura come Alessandro Scarlatti, su cui verte uno dei due saggi importanti che José María Domínguez ha pubblicato in questo libro. Buonasera, grazie al professore Melacce per la cortese presentazione e grazie anche alla Fondazione Pietà dei Turchini per avermi invitato a partecipare in questo colloquio. Volevo ringraziare Paolo Maglioni e Francesco Cotticelli, curatori del volume, per aver avuto la sensibilità di inserire nel volume una voce non italiana per argomenti così importanti per la storia della musica in Italia come quelli di cui mi sono occupato. E questo mostra che un percorso intrapreso 20 anni fa dal professor Juan José Carreras per la musicologia spagnola ha avuto un risvolto, una importanza, un eco fuori della Spagna è importante. E quindi il mio contributo nel volume è questo, dare una voce dal di fuori della storia della musica sul Seicento napoletano e sull'opera in particolare. Vengo ora sulla domanda del professor Melacce. I due momenti, quello verso il 1650, quando il viceré Oñate decide di
rappresentare opere in musica allo stile di Venezia, e poi la fine del Seicento, quando questi tre viceré melomani portano al culmine, alla perfezione quel sistema iniziato da Lognate, sono i punti forti dei miei contributi. E nei saggi la mia proposta è spiegare che questo non si può capire senza capire il contesto politico. E per questo riprendo un'idea che aveva già posto il professor Lorenzo Bianconi in un saggio anche molto importante per l'opera a Napoli nel Seicento, su Scarlatti, sull'opera di Alessandro Scarlatti, in cui lui diceva chiaramente che le forme, le funzioni del teatro d'opera a Napoli vengono determinati, vengono condizionati dalla politica, dall'agenda politica. In nessun altro aspetto della musica, in nessun altro genere come l'opera in musica è tanto importante capire i meccanismi di mecenatismo e il contesto politico, perché è vero che l'opera è in primis intrattenimento, all'opera si va a intrattenersi, ma è anche allo stesso tempo un veicolo di propaganda molto, molto forte, perché i libretti circolano tra i letterati e circolano anche tra i politici, ma le arie sciolte circolano anche a grande velocità per le città al di fuori di Napoli. E tramite loro il nome del luogo, della città e dei mecenati che hanno promosso quelle opere in musica. E tutto questo Ognate l'ha capito molto bene. Dopo la rivolta di Masaniello, lui ha capito il potenziale dell'opera in musica come propaganda politica e ha istituzionalizzato l'opera in musica come parte della festa vicerreale. E così facendo ha aperto anche uno spazio nuovo per la socialità, per la politica, non soggetto al cerimoniale. Questo è anche molto importante, no? Come era il teatro d'opera. Al teatro d'opera si andava senza le regole di cerimoniale, di comportamento che si aveva ad esempio nel Palazzo Reale, dove tutto era regolato, dove si metteva il viceré, dove si mettevano gli ospiti, tutto era strettamente chiuso, definito dal cerimoniale. E questo invece nel teatro d'opera non succede. Il teatro d'opera è uno spazio di ricerca pure dal punto di vista politico e sociale. E dicevo prima che questo con il viceré del Carpio, con il conte di Sant'Istevan e il viceré Medinazeli, che occupano il vicerregno dal 1683 al 1702, questo arriva al momento di massima maturità, possiamo dire, di sviluppo maggiore, no? nel Seicento. E qui incontrano una personalità così forte e artisticamente così già sviluppata, benché sia ancora giovane all'inizio, che è appunto Alessandro Scarlatti. Ecco, che cosa comporta questo incontro tra il grande artista e un'esigenza di carattere anche politico rappresentativo? Sì, Scarlatti dà a questi mecenati, che aveva già conosciuto precedentemente a Roma, dà quello di cui loro hanno bisogno. Per questo è così importante capire i rapporti di mecenatismo, come funziona il mecenatismo, che cosa vogliono loro e che cosa offre il compositore a questi mecenati, a questi patroni. La cosa importante, la cosa che io penso è che Scarlatti era un uomo di teatro. Questo periodo napolitano non si aveva capito prima bene, perché dal 1905, quando Dent ha studiato le opere di Alessandro Scarlatti per primo modernamente, lui ha detto che la musica per questi viceré non era così buona come nelle etappe successive, come nei periodi successivi di Scarlatti.
E dice una cosa che a me colpisce molto sempre, no? Dent dice che i viceré mettevano molta pressione a Scarlatti, che lui doveva comporre in fretta e allora la musica che usciva non era buona. E invece nei carteggi si vede che loro hanno un impegno grandissimo per avere Scarlatti, è proprio lui, non altro, proprio Scarlatti, no? Quando Scarlatti va a Roma nel 1791, mi sembra, durante il vicerregno di Sant'Istevan scrive una lettera dove dice: voglio che questo Scarlatti venga indietro a Napoli perché questo è l'anno delle nozze reali e non possiamo permetterci di avere opere che non siano buone, no? Allora, secondo me, quello che Scarlatti offriva loro era una mente teatrale paragonabile a quella di Verdi, no? Forse non era la musica ottima che Dent, con la sua mentalità romantica o post-romantica, cercava nella partitura, no? Ma è una musica che sul teatro funziona e funziona molto bene. E allora c'erano le due cose: c'era l'intrattenimento per tutti coloro che andavano a vedere e c'era il nome, la propaganda, la musica di qualità che con le arie di Scarlatti potevano circolare per tutta l'Europa e per tutta Italia, no? E quindi E José questo... Maria, qual è un titolo o due titoli tra questi di Scarlatti, dello Scarlatti di fine 800, di 600 Sì. napoletano, che vorresti vedere in scena, che credi sia davvero un delitto lasciare consegnato ai manoscritti? La caduta dei Decembri, scritta nel 1697 appunto per Napoli sul libretto di Silvio Stampiglia e pensata su richiesta del viceré come riflesso delle discussioni che avevano luogo all'Accademia del Medinaceli, nel Palazzo Reale, no? E la musica lì credo che sia quella che fa piangere le immagini, no? che fa di una grande bellezza e anche di un complesso, una complessa messa in scena, no? Se si leggono le didascalie sceniche si capisce che è un'opera non facile di rappresentare scenicamente, perché ci sono queste immagini in cui il popolo si mette in rivolta contro i decembri, no? Dovevano essere scene di grande movimento sul palcoscenico. E tutta la forza dei personaggi c'è pure nella musica dello Scarlatti. Quindi forse questa e anche Tito Sempronio Gracco, che è quella del 1702, che è l'ultima che Alessandro Scarlatti scrive per il Medinaceli. I due titoli, diciamo così, che coronano tutta una civiltà del Seicento napoletano. Però posso dire una cosa: era determinante anche la presenza di alcuni cantanti attori che favorivano ancor più un certo tipo di sperimentazione drammatica. Assolutamente. Quindi anche quello era un aspetto non secondario, che è soprattutto anche la misura della vivacità della scena seicentesca, nella fattispecie della scena napoletana, esigenza che si protrae poi nel tempo sino agli anni del primo Metastasio, che culminano con la Didone abbandonata, sempre in virtù di un entourage artistico estremamente esigente e estremamente duttile alle esigenze della scena, dello spazio scenico. Senz'altro, per questo dicevo che non possiamo accontentarci di guardare solo la partitura, no? Dobbiamo immaginare o cercare di immaginare l'insieme di scenografia, di abiti, questi abiti che vengono anche descritti nei pagamenti del Banco di Napoli, della recitazione, dei cantanti e dei musicisti. Stiamo parlando dei migliori musicisti, quelli che accompagnavano della Cappella Reale, che suonavano pure nel teatro, no? Si sta facendo strada l'idea che per capire la musica di un periodo storico, in questo caso del Seicento napoletano, non sia sufficiente leggerla questa musica, leggere gli antichi manoscritti. Se una mente illuminata, un musicologo formidabile come Dent si è lasciato ingannare dal fatto di aver davanti soltanto delle note senza conoscere i documenti
che invece appunto José María Domínguez ha potuto consultare e che questo lavoro mette a disposizione di tutti, questa è la dimostrazione che il contesto ha un suo rilievo eccezionale. E io allora a questo punto chiederei a Giovanni Muto, che è già ordinario di storia moderna presso l'Università Federico II, dopo aver insegnato all'Università degli Studi di Milano, essere stato anche visiting professor all'Università Autónoma di Madrid, quindi uno studioso storico che si è occupato molto di economia nel Mezzogiorno sotto la dominazione spagnola e di società a Napoli appunto nel 5 e nel 600, chiederei un suo contributo, cioè gli chiederei di tratteggiarci un po', di individuare per noi quali erano gli attori principali di un mondo urbano come quello della Napoli seicentesca, che era un mondo straordinariamente dinamico, nel quale aveva un ruolo che appunto José María Domínguez ci ha già segnalato, aveva un ruolo molto importante la corte vicereale. In generale, naturalmente, perché Napoli non era un regno all'epoca, e anche un ruolo nella produzione, nel consumo musicale. Credo che la domanda che Raffaele Melascia ha posto per Napoli e sul ruolo della corte napoletana in qualche modo può porsi anche per le altre province, diciamo, dell'Italia spagnola, Milano, la Sicilia, perfino la Sardegna, che pure in qualche modo, pur essendo dominio degli Asburgo di Madrid, aveva un profilo istituzionale diverso, ma anche della corte dei Paesi Bassi spagnoli, non era il governatore o la governatrice come era stato nei primi anni del Cinquecento, avevano questa dimensione di creare delle forme di propaganda o di veicolazione della presenza spagnola che non fossero solo affidate, come dire, ai connotati militari in qualche modo. Ecco, quindi bisognava, come dire, la corte doveva rappresentare tutto l'immaginario, diciamo, di un regio, di ciò che circolava attorno al sovrano, che non era fatto solo poi di musicisti o di musica, ma era fatto anche di letterati, era fatto anche di teatro, era fatto anche di rappresentazioni nello spazio urbano, diciamo, quindi il grande spazio concesso al cerimoniale pubblico e alla dimensione cittadina di questi cerimoniali. Ecco, ma direi che la corte va inserita, e qui è il problema vero, cioè qui si produce una forma, una merce che è molto particolare, diciamo, la musica o comunque altre forme che si accompagnano con la musica come l'opera musicale, perfino la danza potrebbe rientrare quando comincerà ad essere utilizzata negli spettacoli. Allora, in termini economici è un mercato imperfetto, perché c'è una domanda della Chiesa, delle diverse identità urbane, pensiamo alle arti, alle corporazioni, pensiamo all'eletto popolare che in una città come Napoli ha anche bisogno di autorappresentarsi, diciamo, e quindi c'è una convivenza della corte con questi soggetti che domandano in qualche modo dei prodotti come la musica. E allora c'è bisogno però di capire se c'è un'offerta su questo mercato, cioè se ci sono strutture, soggetti individuali o collettivi, che non sono solo i musicisti che compongono o quelli i musici che eseguono, ma sono anche delle strutture collettive che avviano alla preparazione della cultura musicale, come sono i 4 conservatori della musica a Napoli. Allora è questo il contesto nel quale la corte napoletana agisce, e naturalmente che cos'è la corte? E intanto, senza tirarla troppo in lungo, vediamo chi sono i personaggi che in qualche modo hanno più peso in questo spazio della corte. È il viceré, certamente,
i richiami ai viceré fatti da José María Domínguez, specie nella seconda metà del Seicento, riflettono mutamenti nella sensibilità e nei comportamenti dell'uomo politico, diciamo, che governa il regno. Ma vorrei segnalare anche altri soggetti, per esempio i segretari dei viceré, che sono persone molto vicine, diciamo, al viceré, in qualche modo dialogano con lui quotidianamente, ne determinano anche le preferenze, i favori a favore di un cantante, di una cantante, di un musicista o di un altro, e poi anche di un terzo soggetto che all'interno della corte è determinante, il maestro di cerimonia. Perché quando si decide di allestire una commedia a palazzo in musica, c'è bisogno di una regia in qualche modo. Cioè un regista che debba garantire intanto la liquidità dei pagamenti, debba mettere a disposizione lo spazio dove si esegue la commedia, debba garantire i tanti artigiani che devono costruire la scenografia di essere pagati. Cioè questo finisce per essere un antesignano dell'impresario in qualche modo che deve mettere in atto, costruire questa. Noi abbiamo per esempio, e qui il cerimoniale ci viene incontro, perché per esempio nell'edizione dei 5 volumi dei cerimoniali curati da Attilio Antonelli, noi abbiamo potuto ricostruire tutta la serie dei grandi maestri di cerimonia che a volte per 15, 20, 25 anni erano impegnati alla corte. E sappiamo i nomi di almeno 8-9 di questi maestri di cerimonia. Ma la corte poi, come dire, aveva un suo spazio, che certo era lo spazio del Palazzo Reale, costruito tra il primo e il secondo decennio del Seicento, in cui anche qui noi vediamo che lo spazio viene accrescendosi, diverse funzioni interne, sono anche ristrutturazioni immediate. Per esempio ci siamo domandati spesso, compariva questa indicazione nella sala del Pallonetto. Il Pallonetto a Napoli è di uso comune, Pallonetto Sant'Agnata, per intenderci, una strada che fiancheggia il convento di Sant'Agnata. Ora noi dopo alcuni studi, io mi sono imbattuto per esempio in uno studio sul principe di Conca, Matteo di Capua, noi sappiamo che era il gioco del pallonetto. C'è uno spazio che veniva praticato dagli aristocratici, e ce n'era uno anche all'interno del Palazzo Reale che viene ristrutturato in funzione di creare una sala dove si rappresentano queste commedie. Quindi c'è anche, attraverso queste variazioni, diciamo, delle indicazioni lessicali, si costruisce un percorso di come cambia il gusto, cioè dal pallonetto, cioè si preferisce passare allo spazio teatrale e musicale. Questo mi sembra importante. Ora i viceré, qui è la grande, veramente dalla metà del Seicento, tutti i grandi, dall'Ognate fino al Del Carpio, è la grande stagione di questi attori politici prima ancora che attori musicali, i quali capiscono l'importanza in una straordinaria dimensione urbana come quella di Napoli. Qui parliamo di qualcosa a metà Seicento, prima della peste del 1656, una città di 380.000 o un po' sotto ai 400.000 abitanti, quindi bisogna offrire questi spettacoli in qualche modo. Ma questa è la cosa interessante del caso napoletano, che i viceré lo capiscono, però lo capiscono anche gli altri soggetti che stanno sulla piazza, tra virgolette, perché sorgono circuiti in concorrenza con quelli del viceré. Per esempio, nel 1651, come il 12 settembre, contemporaneamente a una commedia che si rappresenta a Palazzo Reale, al Palazzo del Principe Caracciolo si rappresenta un'opera in musica
e da quel che sappiamo dalle corrispondenze e gli agenti diplomatici c'è tanta gente sia nell'uno che nell'altra manifestazione. Ecco, ma un altro soggetto. Nell'aprile del 1672 l'eletto del popolo Giuseppe Pandolfi paga una commedia che si rappresenta a palazzo. Ora, circuiti di questo tipo, fino poi alle istanze cosiddette teatrali, alludono allo sviluppo di una fortissima domanda dal basso in qualche modo. E io credo che questo sconvolge un po' anche la dimensione cittadina, o come immaginiamo noi la dimensione cittadina, e principalmente la ricaduta economica, perché mettere in piedi strutture di questo tipo, rappresentazioni con artigiani, non solo la parte musicale, ma anche tutta la parte scenografica, ecco, che in qualche modo duravano settimane e mesi l'allestimento di una di queste rappresentazioni, e io credo che anche questo in qualche modo determini, come dire, una simbiosi molto forte tra la dimensione della cultura musicale napoletana e anche lo sviluppo di una pratica di organizzazione musicale e teatrale che a Napoli avrà poi grande successo nei secoli successivi. Ecco. Quindi possiamo dire forse che la vivacità dell'ambiente sia una cifra fondamentale perché attecchiscano questi fenomeni, insieme anche a una continuità, se vogliamo, per esempio in quella appunto della gestione dei viceré, sicuramente dopo Masaniello in avanti, e anche una capacità di adeguarsi al mutamento, una capacità di cogliere quelle che sono le novità, le nuove possibilità e farne immediatamente uso e tradurle in... Sì, è una gara a capire i gusti anche del mercato ed anticiparli in qualche modo, ecco. Certo, quindi non abbiamo inventato niente col mantra dell'innovazione che oggi come oggi ci sentiamo dire ogni giorno. Benissimo, molte grazie Giovanni. Io chiederei adesso a Rossella Del Prete il suo contributo. Rossella Del Prete insegna storia economica presso l'Università degli Studi del Sannio e si occupa di temi legati alla protoindustria, al lavoro, ed è anche assessora alla cultura, all'UNESCO, al turismo del Comune di Benevento. La ringrazio per il suo contributo che dà al volume, che è un contributo importante per la contestualizzazione proprio delle questioni economiche di un fenomeno che naturalmente attecchisce nella società e non potrebbe vivere altrimenti. In particolare, nella nostra chiacchierata, la pregherei di concentrarsi su un tema, cioè che è stato già accennato di striscio e che è un tema veramente fondamentale, cioè la centralità dell'istruzione musicale e della sua organizzazione nell'industria culturale della Napoli del Seicento. Grazie, mi lasci ringraziare soltanto velocemente i due amici e colleghi Paolo Giovanni Maione e Francesco Cotticelli per avermi coinvolta in questa monumentale raccolta appunto di studi sul Seicento musicale a Napoli. Mi ricollego al discorso del professor Muto per rispondere poi alla sua domanda e quindi sulla centralità dell'istruzione. Oggi io mi occupo di economia, mi occupo di storia economica, ma anche di storia economica dell'arte e della cultura, e quindi ho in qualche modo trasposto i miei studi sulla storia della musica, in particolare appunto sulla ricostruzione della vita musicale ma anche appunto sociale, assistenziale dei 4 conservatori napoletani in un contesto che è decisamente appunto più economico. E partirei proprio
da quella vivacità culturale della Napoli seicentesca di cui si parlava prima, che è quella che è indiscutibile in una città ed è la città che oggi negli studi di economia dell'arte e della cultura è alla base di una produzione culturale. Quindi non è un caso che in un ambito urbano come quello di Napoli, particolarmente vivace sul piano culturale, si siano poi creati dei presupposti per la costruzione appunto di un elemento di sviluppo, di crescita anche economica della stessa città. L'esperienza dei 4 conservatori è un'esperienza, se vogliamo, anomala per una logica di mercato, nel senso che parte da uno spirito assistenziale, da una risposta ad una povertà diffusa in una città sovrappopolata e ad una appunto offerta di assistenza a dei bambini tra i 7 e i 10 anni che vengono raccolti in 4 istituzioni nate comunque per iniziativa laica, quindi non necessariamente religiosa, sicuramente animati da uno spirito caritatevole e cristiano, ma insomma non da istituzioni religiose. 4 istituti che nascono quindi per accogliere non necessariamente orfanelli, ma bambini diciamo abbandonati a se stessi, quelli che oggi definiremmo alunni a rischio, no? Quando parliamo oggi invece di dispersione scolastica e di tutte le questioni inerenti a questi temi. Qual era il valore però di quella esperienza? E cioè era il tema molto diffuso in Europa del renfermement, cioè della rieducazione alla socialità attraverso il lavoro. Se non ci fosse stato di base questo elemento fondante appunto per una rieducazione di bambini mal guidati, perché così venivano definiti, probabilmente non si sarebbe arrivati alla musica che viene all'inizio associata ad attività artigianali, perché questi bambini venivano avviati anche ad attività di mestieri diciamo più tradizionali e più diffusi a Napoli. Diciamo che all'inizio la musica serve semplicemente per assolvere alle sue funzioni religiose, di accompagnamento alle funzioni religiose della chiesa annessa, c'era sempre una chiesetta annessa a queste istituzioni assistenziali, e quindi in un primo momento non è sicuramente quella la forma di produzione musicale che invece diventerà tipica di quelli che diventeranno 4 scuole di musica, le prime 4 scuole di musica italiane, perché un esempio simile l'avevamo avuto a Venezia, tutto femminile, ma tutto con delle condizioni completamente diverse anche in termini di produzione e di esecuzione. A Napoli invece proprio in quella vivacità di cui si parlava prima, in quella necessità di dover supportare i momenti di una Napoli tipicamente festaiola, la potremmo definire, c'era la necessità appunto di supportarla con quelli che diventeranno servizi musicali, e quindi si comincia a costruire veramente un mercato con una definizione anche di professioni, di compiti ben specifici e di committenze che saranno mirate e che, se in un primo momento verranno soprattutto dagli ambienti religiosi, perché così come la musica aveva assolto le esigenze delle funzioni religiose delle piccole chiese, serviva poi anche musica per accompagnare i funerali, per accompagnare delle grandi feste religiose nella città. Ad un certo punto però c'è questa doppia formazione e produzione dei conservatori, perché i figlioli, così venivano definiti, quelli che entrano come appunto bambini o ragazzi mal guidati e poi diventano invece allievi di scuole di musica e vengono utilizzati secondo una regolamentazione molto precisa, molto puntuale, e che si ripete per le singole istituzioni, anche se ciascun istituto aveva le sue regole.
e questi figlioli cominceranno a produrre delle entrate per le stesse istituzioni. Cioè, oltre ad essere accolti all'interno di questi istituti, oltre ad essere vestiti, alimentati, educati, venivano ad un certo punto formati a produrre servizi che venivano pagati però agli stessi conservatori, e questo sia da una committenza religiosa sia da una committenza laica, e questo comincia a definire il valore di certi servizi, il costo di certe produzioni, e poi comincia soprattutto ad alimentare produzioni musicali che venivano richieste all'interno dei conservatori a quelli che poi diventeranno maestri anche di una chiara fama, a cominciare da Provenzale per arrivare allo stesso Scarlatti e passare per tanti altri musicisti che formeranno la scuola musicale napoletana. Tutti avevano il compito di produrre un certo numero di opere che potevano essere poi rappresentate alla fine dell'anno scolastico, quando appunto a fine 600 si definisce un anno scolastico, ma quella produzione musicale doveva poi circolare copiata su carte, su partiture che venivano affidate agli stessi figlioli del conservatorio, che erano appunto utilizzati anche per ricopiare carte da musica, e quindi addirittura si apre la pista ovviamente molto alla base di quella che poi sarà l'editoria musicale. Ecco, io mi permetto di interrompere questa magnifica descrizione che ha un grande merito, cioè quella di riportare il fenomeno dei conservatori da un immaginario che posso credere per il lettore o per l'ascoltatore odierno sia un immaginario, se vogliamo, un po' romantico, cioè un'istituzione in cui dei ragazzi abbandonati imparano la musica e quindi si dedicano all'arte, di riportarla, come dire, nei termini di una sorta di, se vogliamo, esperimento sociale che ha un suo successo straordinario, in quanto diventa, come giustamente hai appena descritto e mostrato, un elemento fortemente economico, cioè un ingranaggio importante in una macchina economica ben oliata e funzionale, che è appunto quella dell'economia della Napoli del Seicento. Quanto veniva descritto ora è effettivamente non appunto qualcosa che sta nel cielo dell'arte, ma qualcosa che rende questo tipo di professionalità utilissimo alla società, quasi indispensabile alla società. Credo che qua ci sia forse anche un messaggio per la nostra società, no? In cui l'arte non è... Sì. Anche, chiedo scusa per l'interruzione, No, ma prego. penso anche ai nostri sistemi scolastici. Quanto sentiamo parlare di alternanza scuola-lavoro e quanto l'alternanza scuola-lavoro praticata oggi riesca a produrre ciò che invece nel 600 e nel 700 è riuscita a costruire in termini di orientamenti verso il lavoro, di professionalità, ma anche proprio di produzione, sia artigianale sia in questo caso artistica e musicale. Non serve l'alternanza, ma proprio, diciamo, la coesione, diciamo, tra la scuola e il lavoro, certamente. E questa esperienza dei conservatori ha risolto insieme tutta una serie di problemi, no? Dal problema sociale a quello del mondo del lavoro, e ha lasciato evidentemente, forse direi, uno dei lasciti più importanti della vita musicale a Napoli nel 6-700, cioè come dire, una potenzialità di istruzione musicale che faceva sì che il titolo di musico napolitano, come mi piace dire ogni tanto, era un titolo che valeva come oggi laureato a Harvard o a Stanford. Quello significava musico napolitano, perché significava il prodotto di un processo di formazione inattaccabile che non poteva che non produrre dei prodotti di valore, perché aveva dietro di sé, come dire, una macchina assolutamente invincibile. A tal proposito mi piaceva qui gettare un nuovo progetto, sempre delle edizioni Turchini,
che si andrà configurando già verso la fine dell'anno con un primo appuntamento, in questo caso convegnistico, proprio la formazione musicale nel meridione d'Italia, in tutte le sue declinazioni, cercando anche lì di dissodare un po' tutti quegli altri istituti o quelle altre condizioni sociali che promuovevano la formazione di questi artigiani. Per cui, ancora una volta, le edizioni Turchini, della sua appartenenza alla Fondazione Pietà dei Turchini, Centro di Musica Antica, la volontà di continuare su questa strada virtuosa, sperando ovviamente di amplificare sempre più una lettura quanto più attenta possibile di un fenomeno che non è assolutamente circoscritto a un'area geografica così asfittica, ma è praticamente un fenomeno che si esprime poi in un campo europeo, internazionale. Per cui mi fa piacere di sottolineare questa nuova avventura che ci andiamo ad inaugurare prossimamente, ma soprattutto la volontà di una piccola casa editrice come quella della Turchini Edizioni che con molti sacrifici porta avanti un percorso abbastanza sollecito, ecco, anche con la collana che riguarda poi le partiture. Io credo che quest'oggi abbiamo imparato diverse cose. La prima è che i temi che stiamo trattando hanno delle connessioni molto strette con la nostra realtà, con la vita di noi che viviamo questo problematico 2021, perché il ruolo dell'arte, della musica nella società è sempre stato un ruolo rilevantissimo, forse lo è stato ancora più nel Seicento che non ora, e comunque il Seicento è un buon modello per capirne il funzionamento. Credo che questo volume a cui i nostri autori hanno contribuito con dei saggi tanto importanti sia uno strumento preziosissimo per riscoprire, per rileggere con una coscienza critica molto più acuminata che non qualche decennio fa questi fenomeni, grazie anche a tanta documentazione che questi autori ed altri hanno riscoperto. Io davvero vi invito a prendere in mano questo libro, perché da questo possa nascere sia una vostra, come dire, consapevolezza e quindi maggior apprezzamento di quell'epoca, sia anche delle esperienze di ascolto attivo per chi è musicista e passivo, ma non tanto passivo per chi invece la musica l'ascolta soltanto, musica che, come quella di Alessandro Scarlatti, di Provenzale, degli altri autori che questo libro tratta, ha sicuramente un effetto assai benefico sulla nostra esistenza. Io ringrazio molto davvero i nostri interlocutori che non soltanto per iscritto ma anche con la loro viva voce credo siano risultati estremamente convincenti e vi rimando dunque alla lettura di questo volume. Buonasera, arrivederci.